approfittando delle sconfitte di Catania e Reggina, si è piazzato al secondo posto. Nel Matera c'è una novità, quest'oggi c'è stata una novità in assoluto, l'esordio di Bitetto che si è comportato egregiamente, quindi il Matera si è schierato con Casiraghi, Bitetto, De Canio, Giannattasio, Borgia Gambini, Pica3, Sassanelli, Aprile, Morello e Raffaele. State assistendo adesso alla premiazione fatta da Francesco Porcari a Giannattasio per la 260esima partita in maglia azzurra con il Matera. Parte di gran carriera il Matera e già al primo potrebbe passare in vantaggio. Vedete questa l'azione, Gambini sulla destra per Pica3 che si gira ma il suo tiro va alto sulla traversa e questa è l'azione del primo gol, un lancio di Gambini per Aprile che tira ed il pallone va a finire in rete sotto la traversa. Ci scusiamo con i nostri telespettatori per la poco buona qualità delle immagini. Ecco, vedete Aprile esultante. Aprile che ricordiamo rientrava quest'oggi. Ecco in azione Bitetto per Sassanelli. Bene, qui c'è stato forse uno spintone. Ecco, rovesciata di Raffaele in acrobazia, il pallone va alto. Un calcio di punizione battuta da Giannattasio, parabola lunga, Pica3 per Raffaele, il diagonale dell'ala, lambisce il palo. Ecco, siamo passati nel secondo tempo, un'immagine questa che è molto sintomatica, Serie B scritta su una macchina. Qui vedete in azione Sassanelli per Morello, ecco, prima c'è stata una finta di Pica3, ma Morello tira alto. Siamo al nono. E questa è l'azione, ve la facciamo vedere tutta, del raddoppio del Matera, quindi il portiere Ciaffi da Franceschi. Ecco, Sassanelli interviene forse fallosamente, Raffaele per Aprile, Raffaele ancora a Morello, il diagonale del mezzo sinistro materano questa volta non perdona. Ecco, vi facciamo rivedere l'azione. Ecco, possiamo notare, come dire, la testardaggine dei materani nella ricerca del gol. Pica3, Raffaele, Morello è solo e batte il portiere. Un minuto dopo un po' di fortuna per il Matera. Ecco, vedete, questo cross si respinge e Capon dal limite dell'area colpisce il palo. Poi Barbani interviene su Giannattasio e l'arbitro fischia la punizione in favore del Matera. Qui siamo al 33esimo, potrebbe essere il 3-0, tiro di Raffaele finisce alto. Bene, e non soltanto questa azione avrebbe potuto portare al 3-0, ma anche altre azioni.